la sua diffusione, la pericolosità delle varianti. Da Marghera il presidente dell'AIFA, Giorgio Palù, parla del Covid, interviene sul caso Crisanti, test rapidi fondamentali per la gestione della pandemia. Nuova chiamata delle aziende sanitarie del Veneto ai 60enni, prenotatevi, per ora vaccinato solo il 42%. Il generale Figliuolo intanto conferma da lunedì prenotazioni aperte per gli over 50. Dalla regione appello alla prudenza al rispetto delle norme anticontagio, l'indice RT sale a 0,95 sfiorando la soglia critica di 1. Nuove regole per l'accesso dei visitatori nelle case di riposo e nelle strutture per disabili. Sarà possibile solamente ai vaccinati, ai guariti o con il tampone nelle 48 ore precedenti. Fuga di gas in un'abitazione di Sovramonte nel Bellunese, casa sventrata, in fin di vita un'anziana di 98 anni e la badante di 54, il vuoto avvertito a chilometri di distanza. Violento litigio tra due ex fidanzati a Cassola, lui marocchino, lei italiana, lo zio della ragazza ferito a una gamba con un coltello, l'aggressore cerca di fuggire. Mostra di Van Gogh a Padova, il curatore Goldino organizza un evento unico per sfruttare ogni istante dell'esposizione, così porte aperte al museo anche all'alba. Buonasera, ben ritrovati all'edizione regionale dei nostri notiziari. Allora, un ospite d'eccezione era presente oggi al punto stampa a Marghera, quello consueto delle 12:30, ovvero Giorgio Palù, ora presidente di AIFA. Tanti temi trattati, le varianti, la diffusione del virus, le prime cause, la sorgente, come l'ha chiamata lui, del virus, e poi un passaggio importante sui test rapidi, dove di fatto Palù si schiera con la regione del Veneto e le sue scelte. Sapete qual è il periodo medio o il tempo medio per una diagnosi molecolare in Italia? 4 giorni per attendere una risposta o per dare una risposta. Voi capite l'importanza o quanto siano evoluti adesso i test antigenici rapidi. Arriva dopo 1 ora e 20 di Lectio Magistralis sul virus SARS-CoV-2 l'intervento dell'ex direttore del Dipartimento di Microbiologia di Padova, ora direttore AIFA, Giorgio Palù, sui test rapidi e sulla loro importanza. Il primo antagonista di Andrea Crisanti fu lui, ricorderete, a definirlo zanzarologo alle prime battute dell'epidemia, il maestro contro l'allievo. Palù specifica come i tamponi rapidi siano stati imprescindibili per il tracciamento e la gestione dell'epidemia. In determinate coorti o spazio-tempo, una scuola, un aeroporto, sono l'unico mezzo che abbiamo a disposizione per poter intervenire. Non risparmia il virologo padovano altre stoccate nel corso del suo intervento, mettendo in discussione anche l'infallibilità dei test molecolari. Vi ricordo che questo test, che oggi definiamo il test di riferimento, in realtà non è nato come gold standard, perché è nato su una sequenza pubblicata, non su un virus purificato. Poi il passaggio sul silenzio della Cina. I lavori che erano stati sottomessi a pubblicazione li hanno ritirati, non ci dicono nulla, non potremmo mai dire se è naturale o artificiale, perché non troveremo la prova, però non abbiamo trovato né un ospite intermedio, né abbiamo spiegato perché non infetta più il pipistrello questo virus. Non sappiamo quanto durerà questa pandemia, ha detto, non conosciamo la sorgente, ma studiando le varianti stiamo monitorando il virus e la risposta resta il vaccino. Quel nuovo vaccino con le varianti ci protegge tranquillamente, quindi un boost sicuramente se lo faremo con un vaccino modificato rispetto a quelle che sono le varianti circolanti, e magari un terzo boost lo faremo con un vaccino cinese ucciso, perché ci protegge da tutte le altre proteine con immunità cellulare. Palù racconta dell'ultimo studio che conferma la validità dei vaccini attualmente in somministrazione contro la variante inglese, oggi diffusa per oltre il 91% dei casi. Marginale la diffusione delle altre due, indiana e brasiliana. La variante nigeriana è la più contagiosa, ma non vi è correlazione ad oggi con una maggior mortalità. Nessuna speranza invece per Reitera, il vaccino italiano. Reitera, ahimè, non è arrivata neanche alla fase 2, è un'altra battaglia che sto portando avanti a Roma, è quella di far venire qui la tecnologia dell'mRNA, cioè noi siamo la prima, industria farmaceutica d'Europa. Il futuro dunque sono i vaccini, questo è il piano di AIFA. Intanto però l'indice RT in Veneto sale a 0,95, pericolosamente vicino ad 1, quindi al passaggio con la zona arancione, e poi sono arrivate le linee guida per tornare a vedere i propri familiari all'interno delle case di riposo. 850.
Incidenza contagi su tamponi effettuati del 2,21% in Veneto, meno ricoveri, meno 5 posti di terapia intensiva occupati da malati Covid. Alla vigilia della nuova assegnazione di colori alle regioni da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, la regione calcola un RT pari a 0,95 vicino alla soglia critica di 1, ma il Veneto dovrebbe rimanere in zona gialla. Confermato il nuovo intervallo tra prima e seconda dose per Pfizer e Moderna a 6 settimane, non più 3, ma chi ha già l'appuntamento fissato, questo è confermato. Sono pronte, invece, conferma l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, e approvate dalla conferenza delle regioni, ora trasmesse al Ministero, le nuove linee guida per la riapertura delle case di riposo e delle strutture per disabili. Servirà anche qui una sorta di pass vaccinale. Permettono la possibilità di aprire alle visite dei parenti all'interno di queste strutture quando il familiare o il parente è in possesso del Green Pass e quindi ha una delle 3 condizioni che sono previste: vaccinazione completa, tampone nelle ultime 24 ore o aver già superato appunto la malattia. Massimo 2 persone per ospite. In casi specifici la visita è possibile anche nei reparti di degenza. A queste indicazioni si aggiungono anche quelle per i nuovi accessi. Ora la palla passa a Roma, che dovrà di fatto abrogare un comma contenuto nel decreto precedente, quello del 6 di marzo. E mentre la Regione fa i suoi passi verso una riapertura delle case di riposo, chi gestisce le IPAB chiede regole chiare. Andiamo nel Vicentino. Visite dei parenti alle RSA, residenze sanitarie assistite, si attendono linee guida nazionali ben precise, con la speranza di aprire in fretta ma in sicurezza, essendo a tutt'oggi ancora fermi al DPCM di marzo scorso, di fatto ancora in vigore, dove si prevede che siano le direzioni sanitarie delle singole strutture a impostare le modalità di apertura. Auspichiamo e speriamo che quanto prima arrivino delle indicazioni, delle disposizioni normative precise e chiare per la riapertura delle nostre strutture e quindi per far accedere in particolare i familiari per un incontro più ravvicinato con i propri cari. Al momento queste disposizioni non ci sono, ciò che auspichiamo è che le disposizioni siano norma imperativa e quindi non che da un lato ci troviamo con il divieto e dall'altro ci arriva una raccomandazione ad aprire, perché questo ci lascia altrimenti in un limbo in cui le strutture hanno una discrezionalità che poi porta anche ad una responsabilità, e che siano effettivamente poi gestibili e attuabili, perché faccio un esempio: se poi a carico dei nostri enti vengono previsti adempimenti tipo a tutti chi accede deve essere fatto il tampone e registrato sul portale regionale, il tampone può essere effettuato da personale sanitario, quindi infermiere o medico, le strutture non sono in grado di garantire questo. Chieste a gran voce dunque linee guida omogenee per tutto il territorio nazionale che risultino essere gestibili e attuabili. Andamento della campagna vaccinale, ultima chiamata per i 60enni e poi le novità in arrivo per i 50enni. Facciamo il punto. Sarà la settimana dei 50enni la prossima? La risposta è sì. La risposta dei 2 direttori generali di azienda ospedaliera e USL Lugane è chiara. Dalla settimana prossima si allarga la platea delle vaccinazioni con l'apertura alla classe dei 50enni. L'annuncio arriva contestualmente ad un appello agli over 60. Prenotatevi subito, ci sono ancora 4.100 posti disponibili. Siccome ci sono ancora posti liberi dove potersi iscrivere, è importante che appunto gli ultra sessantenni si iscrivino, perché è chiaro che, come è successo con gli ultra settantenni, si sta valutando in tempi prossimi appunto l'apertura anche all'altra classe di età. Non è un'ultima chiamata, ma con l'apertura ai 50enni si amplia la popolazione vaccinabile e i posti per i più anziani dovranno essere condivisi anche con altre categorie. I 50enni già vaccinati sono il 16%, si tratta di soggetti vulnerabili o disabili. Attualmente resta ancora da vaccinare il 24,7% degli over 70, mentre per gli over 60 con i prenotati si arriverà nei prossimi giorni alla copertura con almeno una dose del 73%, mentre non si è vaccinato solo il 3,6% degli over 80.
Resta aperta la possibilità di prenotazione per i caregiver e conviventi di persone disabili e fragili. Nella giornata di mercoledì sono state somministrate altre 7.600 dosi. Il 25,9% della popolazione padovana ha già ricevuto almeno una dose di vaccino. La speranza, con l'arrivo la settimana prossima di nuove forniture di Pfizer, di poter attivare ancora linee vaccinali nel Maxi Hub della fiera, che a tutti gli effetti è uno dei più grandi centri vaccinali d'Italia. Sul fronte operatori sanitari non ancora vaccinati sono aperte le prenotazioni. Azienda ospedaliera e USL hanno inviato le lettere per chiedere spiegazioni. Sono 750 i nostri che non hanno ancora usufruito della vaccinazione. Abbiamo mandato appunto la lettera concordata facendo presente che c'è questa disposizione normativa e invitando le persone entro 5 giorni a dare motivazione della loro non adesione alla vaccinazione. All'USL Lugania invece sono circa 600 i dipendenti non ancora vaccinati, a cui è stata recapitata la lettera con la richiesta di spiegazioni. Le ULSS dunque tornano a chiedere alla cittadinanza di farsi avanti. Ancora molte le ritrosie tra sessantenni e settantenni. Siamo andati nel Trevigiano per parlarne con i cittadini. Capisco la paura e anche il fatto che magari noi giovani abbiamo fatto più vaccini, più recentemente, però allo stesso tempo non so, ho più voglia di vedere le persone in giro tutte insieme. Metterei una multa a quelli là che dicono non mi voglio vaccinare. Per uscirne dobbiamo essere tutti quanti concordi. Se la maggior parte della popolazione se non riusciamo ad ottenere l'immunità di gregge, la conseguenza ricade poi su tutti. È un problema che non si capisca la necessità di farlo. È un pericolo per loro, è un pericolo per noi, insomma. L'ignoranza da quando è nata non è mai morta, purtroppo. Questo penso. Ognuno è libero della propria scelta, insomma. Adesso è una questione di coscienza, quindi secondo me dovrebbero, perché tanto hanno predicato che è pericoloso soprattutto in una fascia di età. Io sono più giovane, però lo faccio il vaccino e rischio tanto quanto loro. Come la vaccinazione è libera, ognuno decide della propria salute. Io personalmente già l'ho fatta. Che sbagliano, secondo me, perché si devono vaccinare, perché sennò ci impestiamo ancora di più. Allora, Green Pass per entrare in casa di riposo, ma anche per andare in vacanza. La proposta che arriva da Roma piace all'assessore regionale al turismo Federico Caner, ma ha sbagliato il taglio della comunicazione. Sentiamo. Il tema del passaporto vaccinale non è bellissimo. Se semplicemente si dicesse che si può viaggiare chi ha fatto il vaccino, chi ha già contratto il virus in passato e quindi tra virgolette c'ha già gli anticorpi, oppure chi si è fatto un tampone nelle 48 ore precedenti, sarebbe sufficiente. Il nodo è sulla comunicazione e le parole per una campagna di marketing turistico sono importanti, fondamentali. Se le prenotazioni stentano a decollare, secondo il presidente degli albergatori Iesolani, è anche perché l'opzione pass vaccinale starebbe disincentivando la scelta italiana. E dopodiché, secondo me, è importante comunicare che noi siamo aperti, perché purtroppo tanti turisti questo non lo sanno, non l'hanno ancora capito e pensano che l'Italia sia ancora chiusa. Sarà un'estate a prenotazione, lo conferma l'assessore Caner, che ricorda i dati positivi dello scorso anno. Conferma che sostanzialmente sarà un'estate fotocopia di quella passata, con le stesse regole. Un anno fa l'occupazione delle camere nelle località marittime si è stabilizzata intorno all'85%. La regione intanto sta spingendo per la campagna vaccinale sugli operatori turistici, spesso giovanissimi assunti con contratti stagionali. Noi ci stiamo già attivando con le ASL di competenza e stiamo già fornendo loro i numeri degli addetti al comparto turistico, proprio perché vorremmo cominciare con una vaccinazione di massa anche per tutti gli operatori, non solo del mondo alberghiero ma anche extra alberghiero, proprio per garantire vacanze in sicurezza. Apriamo la pagina della cronaca. C'è stata un'esplosione in un'abitazione in un piccolo comune della provincia di Belluno, devastata una casa, 2 persone sono ricoverate in gravi condizioni. Alle mie spalle le montagne, lungo la discesa invece un'abitazione dove questa mattina un'esplosione di gas ha distrutto un modulo abitativo prefabbricato, purtroppo con 2 persone ferite, di cui una trasportata al centro Grandi Ustionati di Padova.
Il boato si è sentito da distante e subito c'è chi si è precipitato per portare soccorso. Come ho sentito lo scoppio, che ho sentito anche la casa insomma tremare un po', sono uscito sopra, cioè fuori in terrazza, e ho visto un po' di fumo. Quindi l'esplosione si è sentita a che distanza? Voi a quanto siete da qua? Beh, da qua in Rina all'Ardia sono 500 metri. Dopo i ponti. Sormonte si trova nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, sopra Feltre, e l'esplosione è avvenuta in località Sorriva, nella zona notte come Sassi Rossi. La più grave delle 2 donne ferite nell'esplosione è Carmen Zabo, rumena, 54 anni, mentre meno gravi sembrerebbero essere le condizioni dell'anziana che assisteva, Zita Fontana, di 98 anni. Per entrambe, purtroppo, i bollettini medici ufficiali parlano però di pericolo di vita. Per fortuna non ci sono stati danni nelle case adiacenti. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l'area e i carabinieri della stazione di Lamont. Sicuramente c'è stata un'esplosione di gas. Purtroppo le 2 persone che abitavano nel modulo abitativo dove è avvenuto l'evento sono state coinvolte e ferite, trasportate all'ospedale. Abbiamo spento i residui di incendio che rimanevano e adesso facciamo tutte le indagini per accertare le cause. Lei ha un'idea della gravità delle ferite? Ma una persona è più grave, una un po' meno. Ora siamo a San Giuseppe di Cassola nel Bassanese perché è stato tratto in arresto un 33enne per il violento episodio di accoltellamento avvenuto nella giornata di ieri. Vediamo. Ma lei ha sentito delle urla, ha sentito qualcosa? Io no. Però mi diceva mia moglie che comunque c'è stato un po' di frastone stanotte. Un bel po' di frastone, sì. Litigavano quindi? Penso comunque di sì. Il signor Daniele Trovato ci racconta di un violento litigio, di urla, rumori provenire dall'appartamento al piano superiore. Siamo al civico 49 di via Calibri a San Giuseppe di Cassola. Tutto inizia da una lite tra 2 ex fidanzati, lui 33 anni, marocchino, residente a Romano, lei 31enne italiana. La giovane rientra a casa dopo una serata passata con gli amici e trova l'uomo ad aspettarla sul pianerottolo. Dopo una furiosa discussione, il 33enne trascorre la notte da un amico che vive nell'appartamento all'ultimo piano della stessa palazzina. La mattina dopo continua ad infastidire la donna, la insulta, lancia bottiglie contro le finestre, finché lei, impaurita, decide di chiamare i parenti che avvisano le forze dell'ordine. Sul posto arrivano la polizia e i carabinieri. Nel frattempo, uno zio della giovane si arrampica sulle terrazze e raggiunge l'appartamento dove all'interno si trova l'ex fidanzato e l'amico, quest'ultimo bloccato in casa e minacciato. Il marocchino li aggredisce brandendo 2 coltelli e colpisce lo zio, un 42enne bassanese che rimane ferito ad una gamba, ha rischiato la lesione dell'arteria femorale. L'aggressore cerca di fuggire, si cala dall'esterno, raggiunge il poggiolo dell'ex fidanzata, cerca di entrare in casa ma viene bloccato dai carabinieri. Il marocchino è stato arrestato, si trova ora ai domiciliari, è accusato di lesioni personali aggravate, sequestro di persona, violenza privata e minaccia a mano armata. Ci fermiamo, tra pochissimo parleremo di Mose. Eccoci ben ritrovati. Dopo quanto dichiarato dalle imprese del Mose la scorsa settimana, anche l'ingegner Cecconi lancia un messaggio al governo perché si intervenga quanto prima. Il clima attorno al Mose continua ad essere teso dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi dalle imprese che avanzano soldi e a cui è stato chiesto di anticiparne dal commissario liquidatore, ma soprattutto col rischio concreto che non ci sarà nessuno a sollevare le barriere nel momento in cui serviranno se non si trova al più presto un accordo. Sulla questione interviene anche Giovanni Cecconi, l'ingegnere idraulico responsabile della sala controllo prima del commissariamento del Mose. Effettivamente, secondo lo statuto, se c'è un debito dovrebbero contribuire le imprese, ma mi sembra estremamente indecoroso chiedere dei soldi a chi già ne avanza e che sta fallendo e che
è l'elemento portante, cioè se noi riusciremo ad avere il MOSE funzionante di nuovo quest'inverno sarà grazie ai sacrifici che hanno fatto le maestranze. Senza contare, ribadiscono da ANCE, che non è facile trovare imprese in grado di svolgere lo stesso lavoro, considerata la delicatezza della laguna. La situazione è al collasso e l'appello continua ad andare allo Stato. Il governo si faccia carico assegnando i finanziamenti che sono residuali, che sono in cassa, direttamente al provveditorato e che quindi venga separato il problema dei debiti del consorzio da quelli del completamento dell'opera. Accelerando l'opera anche il consorzio se ne avvantaggerà perché ha ancora un agio del 12% che potrebbe essere aumentato al 20% in questa fase e quindi riavere i soldi dalla gestione delle opere e al tempo stesso anticipare il completamento del MOSE. Ma per far questo bisogna creare un primo nucleo dell'autorità per la laguna che c'è già, è il provveditorato con nome e cognome Cinzia Zincone che può benissimo assolvere a questo ruolo conoscendo tutta la realtà della salvaguardia. A scuola anche nel pomeriggio la proposta arriva dalla provincia di Padova che intanto ha stanziato 40 milioni per l'edilizia scolastica. Si potrebbe partire da settembre. Tutti a scuola in presenza da settembre, ma come? Se non fossero sufficienti i mezzi per trasportare in distanziamento tutti gli studenti, per il presidente della provincia le superiori potrebbero eventualmente fare lezione anche al pomeriggio. E quindi diversificare i tempi a scuola con alcune classi la mattina, con alcune classi al pomeriggio. Ciò passa tramite una condivisione tra tutti, provincia, istituti scolastiche, azienda di trasporti, comune. Intanto la provincia annuncia lo stanziamento di oltre 40 milioni di euro per l'edilizia scolastica, una trentina in arrivo dal governo da spendere obbligatoriamente entro 5 anni. Risolveranno alcuni problemi urgenti delle scuole superiori di Padova e provincia. Con 17 milioni si costruiranno ex novo un plesso scolastico con palestra in un'area davanti agli istituti Gramsci e Cornaro in via Canestrini, un edificio da 20 aule a fianco al liceo Modigliani in via Scrovegni, per ospitare 2 delle attuali 4 sedi del liceo Marchesi, quelle di viale Codalunga e via Bronzetti. Verrà completato l'ampliamento dell'istituto Pietro D'Abano, intervento che darà una scuola vera ai ragazzi attualmente ospitati nei container. Con 10 milioni di euro la provincia amplierà l'istituto Einstein di Piove di Sacco e raddoppierà la capienza del convitto San Benedetto da Norcia di Padova per ospitarvi i ragazzi sordomuti del convitto Magarotto oggi all'Arcella. Con altri 13 milioni di euro del Ministero, tra le altre cose, si interverrà con intera copertura finanziaria alla ristrutturazione e all'adeguamento normativo dell'ala est dell'Istituto d'Arte Selvatico. Interventi di adeguamento sismico sono previsti tra gli altri ai licei Meucci Caro e Fanoli di Cittadella, agli istituti Marconi Bernardi di Padova, al Newton Pertini di Campo San Piero e al Rolando da Piazzola. Discorso a parte per il Valle. Si cerca una nuova sede. La provincia investirà sull'attuale edificio solo se non ne troverà una nuova. Polo scolastico di Brusegana, per ora congelato, ha concluso Bui. Un'interrogazione in comune a Venezia per salvare un antico squero a Castello diventa un'occasione e un esempio di rilancio dell'artigianato. All'epoca della Serenissima, gli squeri, i tipici cantieri per le imbarcazioni a remi, erano in tutta Venezia. Moltissimi a Castello, dove ora che in città gli squeri si contano sulle dita di una mano, cerca di sopravvivere quello di Sant'Isepo. Fu donato al comune nel 1878, con vincolo di usufrutto perpetuo a favore della società di mutuo soccorso Carpentieri e Calafati, un ente senza fine di lucro, le cui piccole attività di manutenzione, dopo la chiusura dell'ultimo cantiere motonautico nel 2015, non possono bastare ad evitarne il degrado. È un luogo sostanzialmente abbandonato, ma la società di mutuo soccorso ha un progetto molto bello che ha già presentato al comune per rilanciarlo e farne un luogo della tradizione e del lavoro artigianale, proprio dei mestieri tradizionali d'acqua. Ecco quindi che noi ci interroghiamo la Giunta per sapere che intenzioni ha rispetto a questo progetto e quindi se ha appunto la voglia di intervenire. Nell'interrogazione sottoscritta da tutti i consiglieri PD, Giuseppe Sacca ricorda che la nuda proprietà di questi 800 metri quadri è del Comune e al Comune spetterebbero quindi gli interventi di manutenzione straordinaria.
Quanto ci vorrebbe per salvare quello che alla fine è un patrimonio anche culturale identitario della città di Venezia? Allora, si parla di un progetto di 1,5 milioni di euro più IVA, 2 milioni, quindi una cifra sicuramente importante, ma sappiamo benissimo che il Comune può affrontare queste spese per stralci, quindi in più anni, e comunque il Comune si può anche far promotore per trovare investitori privati o anche rispetto ad altre istituzioni. Insomma, 2 milioni di euro certo non è una cifra da poco, soprattutto in questo momento storico, ma non è una cifra introvabile, soprattutto per rilanciare un luogo del genere in questa città. La mostra di Van Gogh al Centro Culturale San Gaetano si prova all'esperimento dell'apertura all'alba, sabato 15 maggio. A colazione, caffè e Van Gogh. Mentre la città si sveglia, il centro San Gaetano apre le porte per una visita all'alba della mostra dedicata ai colori della vita del grande maestro olandese. L'idea è venuta al curatore dell'evento, il critico d'arte trevigiano Marco Goldin, che ha deciso di aprire il 15 maggio una visita d'eccezione alle 6:45 del mattino. Abituato ad organizzare visite notturne, a causa del coprifuoco, Goldin ha deciso di traslare questo tipo di evento all'alba. Sarà una visita unica nel suo genere, aperta con un racconto in musica della vita di Van Gogh. Al pianoforte il maestro Remo Anzovino, che accompagnerà Marco Goldin nella sua lezione sulla pittura del grande artista olandese. Queste persone che avranno assistito a questo racconto concerto, ovviamente con piccoli gruppi, con il distanziamento sociale richiesto, come normalmente del resto facciamo anche in mostra, visiteranno l'esposizione prima dell'apertura al pubblico, quindi sarà un museo, una mostra interamente dedicata a queste solo 100 persone. Solo 100 i posti a disposizione per una data al momento unica, quella di sabato 15 maggio. Le prenotazioni apriranno a partire dal 7 maggio. E vedremo intanto come verrà accolto dalle persone, poi decideremo se eventualmente farlo in un'altra circostanza, ma sperando anche che il coprifuoco possa essere allentato, addirittura tolto nelle ultime settimane della nostra mostra, e dunque anche per proporre qualcosa in notturna come ci è tipico. La mostra su Van Gogh al San Gaetano si chiuderà il 6 giugno, non è stato possibile prorogare oltre l'evento perché alcuni capolavori sono attesi a Tokyo. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi l'informazione che arriva dal territorio veneziano. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Sul nostro territorio continuano a scorrere correnti occidentali che condizionano la stabilità del tempo e la giornata di venerdì 7 maggio sarà decisamente incerta. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto condizioni di tempo molto variabile, al mattino nuvolosità irregolare con cielo a tratti coperto ma anche con ampie schiarite soleggiate. Dal pomeriggio rovesci e temporali sui settori montuosi, attenzione perché localmente potrebbero scendere fin verso le aree di pianura. Temperature stazionarie, minime tra 7 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra i 16 e i 22 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, molte nubi dappertutto al pomeriggio, alternanza di acquazzoni e spazi di sereno. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, valori massimi oscillanti tra i 16 e i 17 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, anche qui giornata con intervalli asciutti, ad altri con qualche pioggia. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 21 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.